fa più uscire di casa, sconvolti molti cittadini all'indomani dell'accoltellamento avvenuto in via Carducci a Mestre davanti alla fermata del bus, la vittima scambiata per un pusher. Furti nei giorni della festa della Madonna della Salute, in terraferma uno dei residenti, noi non ci facciamo intimorire da certi personaggi. Proseguono le indagini dei carabinieri sul brutale episodio di violenza che ha visto vittima un'anziana di San Donà, ma le telecamere dei vicini non hanno ripreso niente. Quasi metà degli assuntori di droga segnalati alla prefettura di Venezia nel 2018 è costituita da giovani fino ai 24 anni e si moltiplicano le segnalazioni nelle scuole della città metropolitana. A poco stanno uccidendo quel che resta della Mestre di una volta, la denuncia di un residente dopo l'eliminazione di 2 antichi alberi a pochi passi da piazza Ferretto. Il ministro per la difesa Chioggia per la cessione del Forte San Felice, operazione che permette di avviare importanti progetti di recupero. Sono tutti operativi al 100% gli impianti sciistici delle Dolomiti ripristinati in tempo da record dopo l'ondata di maltempo abbattutasi sul Bellunese, venerdì l'apertura nelle prime località. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei TG di Antenna 3 in primo piano. L'avete sentito la cronaca con la notizia dell'accoltellamento in pieno giorno a Mestre. Un uomo è stato aggredito davanti alla gente che aspettava l'autobus, sconvolti i residenti di via Carducci. Vediamo. C'è qualcosa ormai che si ha paura di tutto perché succede di tutto. E bisogna avere la forza di uscire lo stesso. Non so cosa pensare perché sto mondo proprio sta andando a rotoli per conto mio. C'è troppa delinquenza in giro. Furti, di tutto si sente proprio. Già comincia a imbrunire che si rimane in casa proprio. No, si può girare. A parte che in qualsiasi momento può capitare, perché anche in autobus ti portano via il portafoglio, ma proprio sotto gli occhi te la fanno, sembra impossibile. Basiti molti cittadini, soprattutto anziani, all'indomani dell'accoltellamento a un ragazzo di origine nordafricana alla fermata dell'autobus di via Carducci a Mestre, avvenuto lunedì poco dopo le 14. Un'aggressione in piena regola su cui ora sta indagando la polizia e che secondo una prima ricostruzione ha una dinamica chiara. Il giovane nordafricano è sceso in via Cappuccina ed è stato inseguito e rincorso lungo via Carducci, dove poi è stato accoltellato sotto gli occhi attoniti delle persone che aspettavano l'autobus. Gli aggressori erano in 2, uno sulla ventina, l'altro tra i 50 e i 60 anni, e gli hanno intimato "dacci la roba". Il ragazzo, che in quel momento stava tornando dalla questura per il rinnovo del permesso di soggiorno, ha alzato le braccia dicendo di non essere uno spacciatore. Sembra infatti non avere idea del perché la coppia abbia puntato proprio lui, eppure erano convinti. Una volta bloccato in via Carducci hanno estratto un coltello con una lama di 40 centimetri, cercando di pugnalarlo al petto e all'addome, ma lui è riuscito ad afferrare la lama con le mani, mentre chi assisteva alla scena chiamava la polizia. A quel punto i 2 si sono dati alla fuga. La vittima non è in pericolo di vita, ma i tagli sulle mani erano molto profondi. Gli investigatori stanno cercando di capire se ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Furti nei giorni della Madonna della Salute, in terraferma, ma i residenti annunciano non ci facciamo intimorire. Sentiamo. La festa per la Madonna della Salute a Mestre è stata rovinata da furti e atti di vandalismo notturni, come denuncia uno degli organizzatori. Noi nei 4 giorni abbiamo fatto attività appunto per la Madonna della Salute dalle 9 del mattino fino alle 18-19, dopodiché abbiamo sistemato un po'. Praticamente noi avevamo anche una guardiania che però iniziava dalle 11 della sera fino alle 6 del mattino. In quel lasso di tempo che noi non c'eravamo appunto sul posto, dalle 9 alle 11 questi signori hanno fatto, anche con l'aiuto del tempo che non era certo il massimo, infatti pioveva, era un tempo abbastanza brutto, hanno scavalcato la recinzione che è abbastanza bassa, qui l'illuminazione è un po' così e così, non ci sono telecamere per ovvi motivi e praticamente hanno fatto di tutto, addirittura hanno rubato qui nell'antistante via
via Spalti, hanno rubato tutte le prese per l'illuminazione di tutti i banchetti. Stiamo quantificando il valore appunto di tutte queste cose, all'incirca un valore di 1.500 euro. I residenti non hanno intenzione di mollare la presa dopo aver fatto tanto lavoro per riqualificare il parco di via Torre Belfredo, organizzando iniziative di vario genere per tenere lontani i criminali. E ora c'è un'altra azione da mettere in campo. Togliere i giochi in fondo qui al parco, che sono proprio un covo un ricettacolo di malintenzionati, perché è molto defilato. Per fortuna la struttura nel tempo si è deteriorata e perciò è anche proprio insicura per il transito e per i giochi di bambini, perciò molto probabilmente verrà eliminata e verranno aggiunte delle altalene, spero al più presto. Questa struttura si è un pochino deteriorata e così abbiamo l'occasione di eliminarla e di mettere dei giochi più appropriati, non certo una casetta dove i malintenzionati, appunto, come ripeto, fanno covo. A San Donà, ora dove proseguono le indagini sulla brutale aggressione ai danni di un'anziana. Sentiamo. Non sarà semplice ricostruire l'accaduto nella vicenda della rapina denunciata da una 64enne residente in via Caravaggio a San Donà di Piave. Dell'indagine si stanno occupando i carabinieri della locale compagnia. Poco o nulla si vedrebbe dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nelle altre abitazioni del villaggio San Luca, puntate sulle rispettive pertinenze e quasi mai sulla pubblica via. I militari sperano quindi che qualcuno del vicinato abbia visto qualcosa, altrimenti sarà molto difficile risalire al responsabile. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziana avrebbe aperto al rapinatore che aveva suonato il campanello, pensando che si trattasse del figlio abituato a rientrare a tarda ora. Soltanto dopo qualche minuto, non avendolo visto salire, sarebbe scesa a controllare, imbattendosi nel rapinatore di carnagione molto scura che, a giudicare dai movimenti, sembrava conoscere l'interno della casa. Colpita da una bastonata, l'anziana avrebbe pensato solo a medicarsi, per poi andare a letto esausta senza avvisare nessuno dell'accaduto. Rifiuti tossici sotto sequestro a Noale e Paese. Il grillino Berti oggi ha annunciato un'interrogazione in Consiglio regionale. Adesso siamo in sessione di bilancio, abbiamo presentato gli emendamenti e immediatamente andremo a richiedere i soldi necessari perché bisogna andare a sistemare non solo questa emergenza, ricordiamolo ancora una volta, questa purtroppo è la punta dell'iceberg, è importante che se ne parli, ma non dobbiamo guardare solo a questa discarica. Il Veneto ha una superficie molto variegata, fatta di montagne, laguna, laghi e si parla di più di 3.000 discariche solo presenti in Veneto, di cui una buona larga parte abusive. Abbiamo fatto un riassunto di tutto quanto, vedete questo qua è l'atto, interrogazione risposta immediata, scandalo dei rifiuti pericolosi non inertizzati mescolati a cemento e calce per fondazioni stradali. Quasi metà degli assuntori di droga segnalati alla Prefettura di Venezia nel 2018 è costituita da giovani che hanno meno di 24 anni e si moltiplicano nella città metropolitana le segnalazioni all'interno e nelle vicinanze delle scuole. Sentiamo. Continuano i controlli antidroga nelle scuole da parte delle forze dell'ordine. Stamattina i carabinieri della compagnia di Portogruaro si sono presentati in un istituto superiore accompagnati dalle unità cinofile. I cani hanno individuato un modesto quantitativo di hashish detenuta da uno studente 18enne, segnalato alla prefettura come assuntore. Delle 777 segnalazioni per consumo di droga arrivate nei primi 8 mesi di quest'anno e relative soprattutto a cannabis, cocaina ed eroina, ben 360 provengono da giovani di età inferiore ai 24 anni. 166 hanno tra i 15 e i 19 anni e 14 addirittura meno di 15 anni. L'ampia diffusione di droga all'interno e nelle vicinanze delle scuole è testimoniata anche dai risultati della recente indagine che ha visto i militari del Comando Provinciale di Venezia smantellare una grossa organizzazione di spacciatori che importava stupefacenti dalla Spagna. L'attività di prevenzione, chiamata Scuole Sicure, è stata avviata negli scorsi mesi dal Ministero dell'Interno e vede la partecipazione di tutte le forze dell'ordine. Nei pressi delle scuole sono state già effettuate diversi controlli con la collaborazione, l'assoluta collaborazione dei responsabili degli istituti scolastici. Continueremo a farlo perché l'attenzione è sicuramente massima, perché è un tema che ci riguarda tutti e ci coinvolge tutti.
La questione dell'ex base militare di Conetta, il sindaco Panfilio ringrazia il ministro Salvini per l'annuncio della chiusura del centro d'accoglienza, ma di fatto con il decreto Salvini, dice il primo cittadino, più profughi saranno in giro e si deve applicare l'accoglienza diffusa. Molte persone oggi si interrogano, di queste persone adesso cosa succede? Allora, il problema esiste, perché mentre i processi per i rimpatri serviranno anni per raggiungere questi obiettivi, basteranno giorni per trovarsi delle persone per strada. Ecco, quindi? Allora, quello sarà il problema per chi oggi è preoccupato di trovare delle persone per strada che non faranno assolutamente nulla, ma quelle persone che erano a Bagnoli e che sono tuttora a Cona, circa 300 appunto. Alcuni sono in albergo a Noventa Padovano, abbiamo detto, no? Quindi... È l'accoglienza diffusa. Cioè, c'è stato in questo caso chi ha fatto effettivamente, legittimamente campagna elettorale prima delle elezioni contro l'accoglienza diffusa. E poi lei dice la sta applicando. E poi applicando, l'ho suggerito anch'io a loro. Dopo la chiusura senza sentenza del ricorso di Silvio Berlusconi alla Corte Europea dei Diritti Umani, il legale dell'ex premier Andrea Saccucci ricorda come di fronte allo stesso Tribunale di Strasburgo sia ancora in piedi il procedimento presentato dall'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan, oggetto della contestazione sempre la legge Severino, in ragione della quale la Camera dei Deputati votò nel 2016 la decadenza di Galan dal suo mandato di deputato in seguito alla vicenda Mose. Secondo il legale, il ricorso Berlusconi poteva essere chiuso proprio perché, grazie agli altri due casi ancora in piedi, la Corte non avrebbe perso in ogni caso l'opportunità di esaminare la questione in futuro. Resta da vedere come la decisione di oggi si rifletterà sulla vicenda dell'ex presidente della Regione Veneto. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Venezia dei TG di Antenna 3. Andiamo ora a Mestre. A poco stanno uccidendo quel che resta della Mestre di una volta e la denuncia di un residente dopo l'eliminazione di due storici alberi del centro. Qui c'erano due bellissimi alberi di alto fusto, uno qui e uno di là che adesso è rimasto il tronco, e a un certo punto non hanno fatto più niente, non hanno fatto né foglie né niente. Guarda caso li hanno tagliati perché hanno detto per l'incolumità delle persone c'era bisogno di tagliarli perché era pericoloso. Però guarda caso sono morti tutti e due, non lo so. Ci sarà un'inchiesta in corso, vedranno se è vero o non è vero. Nel cuore di Mestre, a pochi passi dal centro Le Barche e Piazzale Cialdini, sono stati abbattuti due storici alberi, ma questa azione non convince troppo gli abitanti della zona. A chi giova, più posti nel parcheggio, meno pulizia da pulire, le foglie da fare. Come vedete lì c'è un tronco di quello grosso e che è fresco secondo me. Comunque sarebbe bene che vedere se è vero che questi alberi sono morti, si sono assecchiti di morte naturale, perché mi sembra impossibile. Purtroppo già a Mestre ce ne sono pochi, tagliamo anche questi grossi alberi che hanno una storia, è un peccato. La Mestre vecchia se ne sta andando con tutto, anche perché come potete vedere il parcheggio non è che sia tenuto bene, è pieno di foglie, di rami, di avvallamenti, di cose. Qua c'è solo il lucro di pagare tanti soldi per il posto perché i posti non ci sono. Ma il taglio degli alberi non è l'unico problema che viene segnalato. Qui siamo a 150 metri da Piazza Ferretto. Se è possibile tenere fili a cielo aperto così, non so neanche se siano regolari. Guardate come è messo tutto quanto qua, guarda, sembra da essere in una foresta, è una schifezza, sembra da essere una ballet francese.
Forte San Felice cambia proprietà e si accinge a diventare un nuovo punto attrattivo per Chioggia, luogo pubblico e aperto alla cittadinanza. Per sancire l'accordo stamane era presente in municipio il ministro della difesa Elisabetta Trenta. L'area sarà ceduta dal demanio militare al demanio marittimo lagunare, competenza del Ministero alle infrastrutture. In tal modo il provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto, ex magistrato alle acque, avrà la possibilità di intervenire sul Forte tramite i fondi delle opere di compensazione del Mose. Una bella notizia per la città. Per il ministro Trenta si tratta di un'azione congiunta di amministrazioni centrali e locali che permette di ridare fruibilità al Forte e renderlo ulteriore elemento di sviluppo. Ed ora parliamo della prossima stagione sciistica, perché sono operativi al 100% gli impianti sciistici delle Dolomiti, ripristinati in tempo record dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Bellunese. Venerdì l'apertura nelle prime località, questa mattina a Venezia la presentazione della nuova stagione. Vediamo. Nonostante l'alluvione, la stagione sciistica sulle Dolomiti partirà regolarmente, con l'apertura di Faloria e Cinque Torri a Cortina il 30 novembre, degli impianti di Arabba il 1 dicembre, di quelli del Sella Ronda il 6 e di tutti gli altri comprensori il giorno successivo. I veneti sono forti e i bellunesi anche, e la dimostrazione di appunto forza che è stata data è incredibile. Avevamo detto che volevamo riaprire gli impianti in tempo per la stagione invernale e questo avverrà. Gli impianti, informano i gestori, non hanno subito danni come i territori di Bassa Valle. La prima stima è comunque di più di 2 milioni di euro, anche se in primavera le cifre aumenteranno per mettere in sicurezza le piste. L'emergenza in ogni caso è stata superata grazie a un mese di lavoro ininterrotto, si apre senza ritardi e in condizioni normali. Ovviamente è importante che arrivi il freddo perché altrimenti non si può sparare, ma questo è un altro discorso che vale ogni anno. Ma le piste sono a posto, gli impianti funzionano e quindi il segnale che vogliamo mandare è quello di una stagione che può iniziare tranquillamente, quindi che non ci siano remore da questo punto di vista di non venire nei nostri territori perché ci si aspetta un paesaggio lunare. Non è così. Tra le novità di quest'anno l'avvio invernale del progetto Venezia Dolomiti, già sperimentato durante l'estate. Ai turisti internazionali vengono proposti pacchetti che uniscono le bellezze della laguna a quelle delle vette del Bellunese e un biglietto unico per collegare la città d'acqua alla montagna. Con forza l'appello che faccio come assessore al turismo è quello di chiedere ai veneti di fare uno sforzo e di venire a sciare nei nostri territori, nel nostro Bellunese che sarà aperto completamente, le piste da sci saranno aperte e quindi il più grande messaggio che possono mandare è quello di venire a sciare nei nostri territori. Solo così si può anche aiutare la ripresa. Ed era questo l'ultimo servizio, subito dopo i TG vi ricordo 20:10, questa sera ospiti di Ferdinando Avarino, Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega, e Andrea Zanoni, consigliere regionale del PD. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento sulle nostre regioni, torna dunque il bel tempo. Sul Veneto migliora rispetto ai giorni scorsi, quando le piogge e il cielo grigio sono stati protagonisti. Sarà infatti più asciutto e via via anche maggiormente soleggiato, un po' su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in calo con minime tra lo 0 e i 4 gradi. Massime comprese invece tra 7 e 10 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Sulla nostra regione infatti il sole farà da padrone, il cielo sarà sereno quasi ovunque. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature in diminuzione, minime tra lo 0 e 1 grado. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 9 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà in genere asciutto e stabile anche sulla nostra regione, tuttavia con qualche foschia o nebbia sui settori di confine nella prima parte della giornata, poi in dissolvimento entro il pomeriggio, sempre soleggiato altrove.
temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime comprese invece tra 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!